tempo. Ma ciao, ciao. Come una bolla d'aria ci avviziamo della nostra comprensione del tempo. Mesti, tardivi, pigri a capire quel che la logica non può accettare. Ci attacchiamo alla sensibilità, fulcro, catena tra follia e umana ignoranza. Sensibilità così agoniata, se non fosse altro che ci è stata donata da sempre e dimenticata, come foglia sul fiume. Ricordare senza corpo e sentire senza mente. È questo il ritorno. Vivere al confine, fra carne e spirito, nel mezzo, in bilico, carpendo senza mai riuscirvi il bisogno dell'una e le finalità dell'altro. Vieni con me. Ti ho incontrato lì, sospesa. Tra la notte e il giorno io ti prendo per mano, pigra a spiegare le ali, come il sole d'inverno. Incontro il tuo sguardo col pensiero di sempre, che stringe le viscere e morde la carne. Ti respiro, nuvola di sogno, che attraversi gelando desideri. Impalpabile la tua risata, tagliente il tuo profumo. Stacchi la mano dal destino e ti liberi lontano, libera, dal peso dell'umanità, leggera e accecante. Siamo ugualmente, perché Allora, la bellezza secondo me della poesia di Katia è che è particolare, penso che in Italia non la scrive nessuno. Io dico la verità, mi sono beccato anche, diciamo, lo dico con un sorriso sulle labbra, come faccio sempre, perché a me piace essere sincero. Quando tempo fa praticamente ho letto delle poesie di Katia, ricordo e l'ho paragonata alla Melini, eccetera. Io continuo a dire che il tipo di poesia che lei fa è un tipo di poesia innovativa. Mi piace perché, a differenza di altre persone che potranno dire io stesso mi ispiro a qualcuno, Katia si ispira a Katia. E questo secondo me è un valore. No, è vero, io lo dico sinceramente, ma non perché sto qua che devo fare assolutamente, devo avere dei ritorni da lei, così, perché l'amicizia è fortissima, e la simbiosi artistica che abbiamo è grandissima, però devo dire la verità, lei quando scrive praticamente ha uno stile personale, innovativo, e quindi veramente lei ha qualcosa, cattura. Quando ascolti una sua poesia è come fare un tuffo nel mare in un tramonto e annegarci. Io ho fatto quel tuffo, è bellissimo, la sua poesia è meravigliosa. E adesso leggo la poesia. Allora, la poesia si chiama L'anima. Ci sono sempre respiri nuovi per l'anima, ci sono al mattino, quando pigra solleva il corpo che la ospita, o mentre viaggia di giorno tra le strade dell'umana verità, ma la notte, quando mietono le tenebre, mette a riposo le membra, per uscire libera nei giardini del tempo, tra universi ignari, pure ai suoi sogni. Deve però ricordare da dove è partita, da quell'ammasso di ossa, di sangue, carne, per non perdersi nei meandri dell'universo, prima che giunga il momento del ritorno a casa.